L'Ungheria di Viktor Orban sta costruendo una nuova centrale atomica con 4 reattori di fabbricazione russa. Giovani italiani preparati e senza pregiudizi che trovano lavoro, indipendenza e un futuro in Albania. Un film, opera prima del regista Gregor Božić, racconta l'emigrazione dalle valli al confine tra Italia e Slovenia. Il massacro degli armeni, il primo genocidio del XX secolo che la Turchia di Erdogan non vuole riconoscere. La musica concentrazionale, le composizioni nate dal dolore nei lager nazisti, una testimonianza artistica della Shoah. L'Ungheria ha scelto con convinzione avanti con l'energia nucleare e i lavori preparatori per il nuovo impianto dalle parti di Paks sono cominciati da pochi mesi. La vecchia centrale con i suoi 4 reattori, realizzata negli anni 80 dai sovietici, cesserà ogni attività tra il 2032 e il 2037, dopo mezzo secolo di servizio. Anche stavolta Mosca avrà un ruolo di primo piano. Nel 2014 l'Ungheria ha designato l'azienda russa di Stato Rosatom come responsabile della costruzione dell'impianto. Costo 12 miliardi di euro, 10 dei quali saranno prestati dai russi. Nella cittadina di Paks ci si prepara un decennio di lavori molto impegnativo. La popolazione arriverà a crescere nei periodi di picco da 19 a quasi 30.000 abitanti. Operai specializzati, tecnici e ingegneri arriveranno dalla Russia non solo per completare la centrale, e molti saranno con le famiglie al seguito. Il comune dovrà garantire loro alloggi, infrastrutture, scuole e servizi vari. Serviranno cospicui fondi e alcuni sono già arrivati, 19 milioni di euro stanziati a dicembre. Sarà questa la principale preoccupazione del sindaco Peter Sabo. Oltre a provvedere ovviamente all'alloggio della forza lavoro che arriverà, bisognerà sviluppare i servizi collegati, quindi la parte sanitaria, scuole e asili nido e i vari servizi alle persone. Bisognerà fare anche altri tipi di investimenti relativi al lato ricreativo, campi sportivi, piscine, palazzo del ghiaccio. La scelta di Rosatom ha sollevato grossi dubbi a Bruxelles perché Budapest non si è affidata a un bando pubblico, ma alla fine dalla Commissione europea è arrivata luce verde. Non si volevano alimentare ulteriori conflitti con l'Ungheria, si è scoperto da una recente divulgazione di documenti. È rimasta così a bocca asciutta la principale concorrente di Rosatom, l'americana Westinghouse, che pure era in trattativa con il governo e non ha nascosto la sua irritazione. Per compensare, l'Ungheria ha promesso che alle aziende occidentali siano assegnati appalti importanti, così è accaduto per la messa a punto del sistema di controllo affidata a un consorzio franco-tedesco per il valore di 300 milioni, nonostante Rosatom fosse contraria, secondo quanto emerso dalle rivelazioni del sito d'inchiesta Direct 36. La centrale garantisce la produzione di circa la metà del fabbisogno energetico ungherese. I favorevoli sottolineano diversi vantaggi, tra cui il basso costo, la stabilità della fornitura e la neutralità dal punto di vista delle emissioni di carbonio. Chi da tempo ha pubblicato studi e rapporti su Paks 2 è un think tank ambientalista di Budapest, Energia Club, che spinge verso un maggior utilizzo di rinnovabili. L'eolico è oggetto di una sorta di moratoria al momento. Da parte loro si denuncia una difficoltà di approvvigionamento dell'uranio e si contesta l'economicità del progetto. Poi c'è lo smaltimento delle scorie. È un problema enorme ovunque nel mondo, anche in Unione Europea. Il trattato su Euratom, l'Agenzia continentale dell'energia nucleare, stabilisce che ogni paese deve risolvere la questione delle scorie da sé, nei propri confini. In Ungheria non abbiamo un terreno adatto per lo stoccaggio. Al momento l'Ungheria non ha una discarica per rifiuti ad alto livello di radiazioni a lungo termine, ma si sta studiando la possibilità di aprirne una in una zona argillosa del sud. In Grecia per la prima volta il Parlamento ha eletto una donna presidente della Repubblica. Per Ekaterini Sakellaropoulou, 63enne, presidente del Consiglio di Stato, hanno votato 261 deputati sui 294 presenti. Il maggior partito d'opposizione, Syriza, ha votato insieme alla maggioranza conservatrice di Nea Democrazia e così i socialisti di Kinal. La neopresidente è stata proposta dal premier conservatore Mitsotakis. Ekaterina Sakellaropoulou, figlia di un presidente della Corte Suprema, è stata anche la prima donna a presiedere il Consiglio di Stato, il massimo tribunale amministrativo greco.
La luce dorata del primo mattino illumina una Tirana che saluta il nuovo giorno. La vita ricomincia a pulsare, fatta di traffico, autobus, gente che va al lavoro, un caffè prima della nuova giornata. Serena e Mario, 25 anni ad aprile lui, 24 lei, si sono incontrati 4 anni fa, poco prima che lui, dopo il diploma in un istituto tecnico professionale, lasciasse l'Italia. Oggi vivono e lavorano a Tirana. Sì, un mio amico molto stretto che conoscevo da una vita era qui per università, mi diceva il basso costo della vita albanese, quindi mi ha interessato molto venire qui ad avere una mia indipendenza finanziaria che in Italia purtroppo non possiamo avere. Sì, diciamo che sempre mi sono definita una cittadina del mondo, quindi questa è una delle tante tappe che farò nella mia vita. Sicuramente mi ha spinta la voglia di esplorare un nuovo territorio, un territorio sul quale spesso si hanno dei pregiudizi. Lo stipendio è più o meno uguale a quello italiano alla fine. Facendo i lavori che vengono pagati di più qui in Albania si riesce ad arrivare allo stipendio italiano, quindi con la metà del costo della vita italiana riesci ad avere la tua indipendenza. In Italia cosa offrono a un ragazzo della tua età? In Italia cosa mi possono offrire? Un contratto che non sanno neanche loro con che condizioni lo vanno a fare, un futuro che non ha prospettive. Serena è consulente di viaggio. In Italia, fresca di studi, solo porte chiuse o proposte sottopagate, tutti a richiedere esperienza e nessuno a fornire l'opportunità di acquisirla. Spesso si fa troppo presto, insomma, a volersi adattare alla situazione che c'è in Italia e quindi spesso si rimane lì, però io non riesco a stare ferma in un luogo in cui non mi sento a casa. Cosa manca all'Italia per farti sentire a tuo agio, per dire questo è il mio posto? Lo spazio ai giovani, questo sì, sicuramente. Prendere la valigia e partire per essere indipendenti, quindi, magari in un paese dove il costo della vita non è attrattivo solo per gli imprenditori, ma anche per una giovane coppia. Penso che chi è ancora nella casa dei genitori è così che vuole. Perché se uno vuole, ha il coraggio, ha la voglia, prende le sue valigie e va via di casa per capire cos'è veramente la vita. Bisogna avere la volontà e il coraggio di mettere il naso fuori da casa, perché poi c'è un mondo da scoprire, non bisogna fermarsi alla realtà circostante. A livello economico ti posso dire che sicuramente in linea di massima guadagno più o meno quello che si può prendere in Italia, però quello che posso fare qui, avere una casa, stare con il mio fidanzato, avere un cane, sono cose che in Italia non posso fare a 24 anni, non perché non voglia ma perché non si può. Serena e Mario, che non hanno accettato un mondo del lavoro ostile verso i giovani. Casa è dove costruisci il tuo futuro. Il tuo prossimo obiettivo nella vita? Ma spostarmi ulteriormente, cioè non mi fermo qui, nel senso sono cittadina del mondo per quello, se non posso cambiare il mondo cambio io. Abbiamo cercato di fare della natura il personaggio principale del film. Questo film non parla di psicologia, ma parla più di queste piccole storie di persone che non sono importanti per il corso della storia, ma che per noi invece erano le persone più importanti perché erano sottoposte a, diciamo, condizioni di vita non agevolate. Cosa rimane? Ecco, rimane la speranza e la fantasia. Il primo dei due film d'apertura della 31esima edizione del Trieste Film Festival, Storie dai boschi di castagne, Zgodbe z Kostanjevi Gozdov, dopo il debutto a Toronto a dicembre è stato il vincitore del Festival di Tallinn in Estonia. Coproduzione italo-slovena, l'opera prima del regista Gregor Božić si era fatta notare già a fine estate a Portoroso, quando al Festival del cinema sloveno per la prima volta nella storia un unico film è riuscito ad aggiudicarsi ben 12 premi, tra gli altri quello per il miglior film e la miglior regia. Una fiaba per adulti, questo affresco di vita e di storia ambientato nelle valli del Natisone, piccolo lembo di terra ai margini orientali del Friuli, a ridosso dell'ex confine italo-sloveno. La vicenda tra sogno e realtà è ambientata nel 1950, quando gli abitanti delle valli, per sfuggire alla miseria del dopoguerra e alla crescente tensione politica tra i due paesi, sono stati costretti ad emigrare. La maggior parte se n'è andata dopo la seconda guerra mondiale, negli anni 50-60, no?
e hanno abbandonato un po' quello che era la loro cultura, i loro boschi, le loro case. Nel cast del film anche Anita Kravos, attrice italiana nata a Trieste e cresciuta a Gorizia. Nel film recita in lingua italiana e in lingua slovena perché tra le particolarità del racconto c'è proprio il bilinguismo che caratterizza il territorio delle valli del Natisone. C'era un fotografo all'epoca, durante gli anni 60, all'inizio degli anni 60 fino agli anni 50, che faceva le foto per i passaporti, per i documenti di questi signori che emigravano nei paesi, in Belgio o negli Stati Uniti. E un giorno, durante una grande nevicata, avrebbe chiamato tutto il paese per fare una fotografia. E ci racconta che il film, la sceneggiatura si è ispirata a questa foto e ogni personaggio che noi abbiamo interpretato è uno di questi volti che lui ha fotografato per poi salutarli per l'espatrio. Quindi di grande ispirazione, di grande suspense e soprattutto di grande ambientazione. Questo luogo che oggi è vuoto. 4, 5, 8. Nei paesi rimasero soprattutto le persone più anziane, attaccate al luogo, ma anche alle storie, ai miti e alle idee arcaiche sulla vita. Qual è la cosa che più l'ha colpita di questi luoghi? Ma senz'altro la natura, queste secolari castagne, queste tradizioni fiabesche, queste atmosfere che erano un po' cupe. Era un insieme di cose che ci ha fatto dire che questo è il posto giusto per girare un film così particolare. Film etnografico, la riflessione del 36enne Gregor Božič, nato poco distante da quei luoghi, a Nova Gorica, laureato all'Accademia per il Cinema dell'Università di Lubiana, ha proseguito gli studi al Centro Sperimentale di Roma, a Berlino e a Lille, in Francia. Oltre che regista, Gregor Božič è appassionato di agronomia, in particolare l'autore di diverse ricerche sulla frutta, le varietà autoctone del Collio Goriziano. Un progetto che in Slovenia ha avuto parecchio successo perché abbiamo anche fatto 2 libri sul tema e abbiamo fatto un frutteto collezione con tutte le varietà che abbiamo trovato. Dunque anche la ricerca che ho fatto per questi libri mi ha portato sempre nelle valli del Natisone, perché con la ricerca sui frutti ho potuto conoscere i contadini che ancora li coltivavano e sentire tante storie che poi infine sono finite nel film. Il tuo prossimo film parlerà anche di questo? È un documentario per il cinema proprio su come la frutta una volta aveva un'importanza molto importante in quasi tutte le culture, quasi mitologica, no? I frutti sono sempre presenti come un dono dal cielo e come questa cosa negli ultimi 100 anni si è ridotta a una cosa che è solo una forma che vediamo sui scaffali. Maria rodila Jezusa. Per gli armeni è il grande male, è stato il primo genocidio del XX secolo, il genocidio degli armeni perpetrato dall'impero ottomano durante la Prima Guerra Mondiale, un massacro iniziato nel 1915, un crimine ordinato dal governo dei giovani turchi per creare uno stato etnicamente omogeneo e offrire alla popolazione un capro espiatorio per le sconfitte subite dall'esercito ottomano nei deserti arabi e nel Caucaso. Più di 1 milione di morti, esecuzioni, linciaggi, donne anziani, bambini sterminati nelle lunghe marce nel cuore dell'Anatolia o nel deserto siriano. Lo storico Marcello Flores ha a lungo studiato il genocidio degli armeni. È stata una delle tragedie più grandi, non solo del secolo XX in generale, ma della Prima Guerra Mondiale, perché è stata una volontà di sterminio, di pulizia etnica, come si è cominciato a chiamarla dopo, ma che aveva le caratteristiche del genocidio, anche se allora la parola ancora non esisteva, e cioè di eliminare un intero popolo dal territorio in cui aveva vissuto per secoli, addirittura per qualche millennio. Perché anche la Turchia di Erdogan non riconosce questo genocidio? Siccome la Repubblica Turca di Ataturk era in qualche modo figlia dell'impero ottomano e delle forze che avevano fatto il genocidio, per tutta la sua vita ha sempre negato che ci fosse stato il genocidio, e adesso credo che sarebbe difficile improvvisamente, dopo che si è insegnato per generazioni e generazioni che non era successo niente, dire quello che c'era stato davvero. Bisognerebbe avere un coraggio che sicuramente un regime che non è affatto democratico come quello di Erdogan non riuscirà ad avere ancora per un po', anche se dentro la società civile si moltiplicano le persone che invece parlano apertamente di genocidio. Qual è l'atteggiamento dei suoi colleghi storici?
Da parte dell'Accademia turca c'è in genere un atteggiamento o di non affrontare questo tema proprio per paura delle ritorsioni che ci possono essere nei confronti della propria carriera, oppure di lasciare che siano alcuni studiosi stranieri, soprattutto americani, finanziati dalla Turchia a esporre le tesi negazioniste, chiamiamo così. Però ci sono alcuni grandi storici, molti dei quali sono ormai all'estero, insegnano all'estero, che non sono stati quelli che principalmente hanno permesso di scoprire tutto quello che c'era da scoprire sul genocidio. Taner Akçam è sicuramente lo storico turco più importante che insegna negli Stati Uniti da parecchi anni e che è riuscito a trovare anche negli archivi aperti, ma negli archivi ottomani, che probabilmente, siccome sono in una lingua che non legge più nessuno, sono passati inosservati, proprio le copie dei telegrammi che mostravano come Talat Pascià chiedesse lo sterminio degli armeni. La letteratura ha anticipato gli storici, ricordiamo il romanzo di Franz Werfel, I 40 giorni del Musadaq, o il più recente La masseria delle allodole di Antonia Arslan. Anche il cinema ha raccontato la tragedia armena. Nel 1919 a Hollywood fu girato Ravishet Armenia. Ravishet vuol dire sia rapita sia stuprata. Nella pellicola la protagonista Aurora Mardiganian interpretò se stessa. Le tecniche dello sterminio degli armeni e soprattutto l'indifferenza delle grandi potenze furono analizzate con grande interesse dai gerarchi nazisti. Nel mondo 29 stati riconoscono il genocidio armeno, tra questi anche l'Italia. Francesco Israel Lotoro, 55 anni, pianista, compositore, direttore d'orchestra, da più di 30 anni impegnato nel progetto di raccolta della letteratura musicale concentrazionaria, a partire dai lager in cui si è consumato l'orrore della Shoah. Siamo nella sua casa, che si può definire un vero e proprio scrigno della memoria. Partiamo proprio da questa parola. A suo avviso, qual è il segreto per custodirla senza musealizzarla? La memoria è un organismo vivente, è qualcosa che pulsa come il cuore, i polmoni, il cervello. Come musicista penso all'altra vita, a tutto il resto che significa vita. Chaim è la vita dell'intelletto, del cuore, la vita della creazione artistica, musicale. E quindi recuperare questa musica in un certo senso è come recuperare la vita. Dall'Istituto Internazionale di Letteratura Musicale Concentrazionaria, costituito nel 2014, prenderà vita una vera e propria cittadella dedicata. Che caratteristiche avrà e che tempi immagina? C'è del materiale che va musealizzato, cioè deve essere messo in condizione di essere guardato dal pubblico, contemplato dallo strumento musicale al manoscritto. Il progetto è in fase avanzatissima, è un progetto disegnato anche da un architetto barlettano, Nicolangelo Di Bitonto, e i tempi ora sono abbastanza serrati. Si pensa che tra aprile e maggio si possa già aprire il primo cantiere. Qual è il ritrovamento tra i tanti che l'ha lasciata senza parole? Fondamentalmente due. Uno che non si trova in nessuna carta. Si tratta di Rêve de France, un enorme poema sinfonico di Maurice Soré, scritto nello Stalag di Luckenwald, del quale abbiamo perso la musica. Dopo anni di ricerca sono riuscito a scoprire in un paese dei Pirenei sua figlia, la quale aveva anch'essa perso il manoscritto, ma aveva conservato una vecchissima registrazione che il padre, sopravvissuto alla guerra, fece su dei dischi Piral, mentre poi sono ancora affascinato nel sentire cantare i sopravvissuti. In questi anni di intensa attività, che sensibilità ha rilevato in Puglia, dalla Capitanata al Salento, sul fronte della preservazione della memoria e della promozione della cultura ebraica? Mi ritengo fortunato a vivere in Puglia, perché le sensibilità che ho potuto riscontrare
i compagni di lavoro di tutta questa ricerca sono tutti qui. In una battuta, maestro Lo Toro, siamo in conclusione, quale ritrovamento spera di fare? Quella partitura, quella pagina musicale che il figlio per timore non ci consegna ancora. Grazie maestro e buon lavoro. Grazie.